Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli. Aeroporto Fontanarossa, il sindaco trantino e i parlamentari siciliani di Fratelli d'Italia sfiduciano i vertici SAC, gestione carente. Anche Confindustria Catania parla di disagi non più tollerabili e chiede un intervento risolutivo. Intanto all'aeroporto per i passeggeri è stato un altro giorno di attese. Reddito di cittadinanza, non ci possono lasciare così, ci devono dare qualcosa. Sicilia 24, testimonianze di rabbia e paura per il futuro di chi ha perso il sussidio. Palermo in fiamme, incendiati cassonetti e cumuli di spazzatura, situazione di grande emergenza per l'immondizia che da Borgonuovo alla Zisa invade molti quartieri del capoluogo, roghi domati a Enna e Vulcano. Messina fuori dalla crisi economica, via libera della Corte dei Conti al piano di riequilibrio. Il Comune potrà ora disporre delle risorse necessarie per sistemare le strade e costruire nuovi impianti sportivi. Max Gazzè in concerto nella sua Sicilia, successo a Castellammare del Golfo, cantautore affiancato dall'orchestra jazz siciliana. Calciomercato, a Palermo arriva un'altra punta, è il cileno Valencia. Il Catania, che sui social ha presentato la nuova maglia, entro fine settimana chiuderà per portiere e attaccante. Bentrovati a Sicilia 24, sfiducia di fatto dei vertici della SAC, la società di gestione di Fontanarossa, da parte del sindaco di Catania Trantino e dei parlamentari siciliani di Fratelli d'Italia. I danni all'immagine e all'economia della nostra regione causati dall'incendio e dalla gestione successiva sono incalcolabili. Riteniamo, dicono, che la conduzione dell'aeroporto di Catania da parte di SAC si sia rivelata evidentemente carente, specie nella programmazione degli interventi strutturali necessari negli anni, mai realizzati. Anche sulla gestione dell'emergenza molte cose non hanno funzionato. Chiediamo, concludono Trantino e i parlamentari di Fratelli d'Italia, che il governo nazionale, che ha celermente messo a disposizione le tensostrutture a Fontanarossa, e quello regionale prevedano per cittadini e imprese danneggiati dai disservizi misure straordinarie di ristori, rinvio delle scadenze fiscali, moratoria delle bollette, accesso al credito agevolato. Anche Confindustria Catania parla di disagi non più tollerabili e chiede chiarezza sulle responsabilità e interventi da parte della politica. Intanto a Fontanarossa anche oggi è stata una mattinata di grandi attese. Roberta Lunghi. È il 2 agosto e mentre per quanto riguarda le immagini che riguardano i passeggeri poco è cambiato, oggi è la giornata che nel cronoprogramma della SAC vuol dire la consegna del terminal provvisorio, ma anche la riconsegna dopo la bonifica del terminal A. E mentre si lavora per restituire la funzionalità del terminal A, la giornata all'aeroporto di Catania scorre attraverso le attese. Quelle che avete visto è il tabellone odierno delle partenze dall'aeroporto, ma nella giornata di oggi sono 23 i voli cancellati, 35 dirottati sugli scali naturalmente di Comiso, Trapani e Palermo. Come vivete questo momento e da dove arrivate? Noi dalla provincia di Messina cerchiamo di essere positivi perché non vediamo l'ora di atterrare a Roma, non di partire. Chiamano Ancona, lei fa parte di questo volo? Malpensa. Quando è il suo volo? 12:25. Vuole ringraziare chi? Voglio ringraziare tutti questi ragazzi che fanno il loro meglio nella situazione. Torno a casa per lavoro, però cerco di tornare a casa. Adesso non ho ancora conferme sul volo di Milano-Malpensa, pare sia uno dei pochi confermati, però non ci dicono niente. Lei come sta vivendo questa giornata? Dove deve andare? A dire la verità, troppo stanca sono. E da domani cambierà anche il volto di questa struttura, di questa tensostruttura che è il luogo dell'attesa per l'imbarco dei voli in partenza da Fontanarossa, perché quello che vedete alle nostre spalle, cioè questo telone bianco, in realtà sarà sollevato e sarà poi la porta di accesso, il collegamento per il nuovo terminal provvisorio, quello che è stato realizzato con l'aeronautica militare, che certamente consentirà l'ampliamento del traffico aereo sullo scalo catanese. Sta andando per vacanza? Cammino di Santiago. Cammino di Santiago, quindi lei è uno abituato, temprato alle difficoltà? Sì, diciamo di sì. Sì, very crazy.
Non ci possono lasciare così, ci devono dare qualcosa. A Sicilia 24 le testimonianze di rabbia ma anche di paura per il futuro dopo lo stop al reddito di cittadinanza. È andata per noi Simona Mazzone. Ma quella figlia ha una vita dignitosa e la deve dare, no? Quanti anni ha sua figlia? Mia figlia ha 18 anni ma è ancora a scuola. Lei è Elena, ha 50 anni, originaria della Romania, vive a Catania da 25 anni, con la figlia 18enne che deve frequentare l'ultimo anno delle superiori. Il reddito di cittadinanza era il suo unico sostentamento economico per coprire affitto, bollette e per dare una vita dignitosa a sé e alla figlia. Anche lei, come altre 169.000 persone in Italia, ha ricevuto quell'SMS dell'INPS che annunciava la sospensione del sussidio. E adesso, si chiede, il lavoro a questa età chi me lo offre? Alla mia età, che non è neanche diciamo da 50 anni, non ti prendono ormai, neanche per le pulizie si cercano più. Eppure Elena un lavoro lo vuole, ma non è riuscita a trovarlo in questa città che nonostante tutto lei ama profondamente. Io non sono una che mi butto giù, però voglio lavorare, ho sempre voluto lavorare, ma nessuno ti mette neanche in regola, lavorando un giorno qua, un giorno là. Ma lei si sente più arrabbiata, presa in giro? Cosa sente? Ma mi sento arrabbiata perché dice, vabbè, te lo tolgono, ma ti devono dare qualche cosa, non ti possono lasciare così. Quando si sentono queste storie si capisce ancora di più come queste siano persone, non numeri. Realmente quei numeri sono persone, sono storie, sono esperienze che dimostrano che a volte non è possibile in qualche modo fare la lotta contro la povertà, diventa poi una lotta contro i poveri e ci sono veramente esperienze e persone che da oggi non sapranno più come andare a gestire la loro vita. Continueremo a parlare delle conseguenze allo stop del reddito di cittadinanza nel focus di oggi alle 14.30 con Giusy Lazzara, rappresentanti ai CAF di Catania e Palermo. Potete inviare le vostre segnalazioni alla linea WhatsApp 342 7455 005. Vi ricordiamo che potete seguirci anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ancora incendi di cassonetti a Palermo. Nella notte sono stati dati alle fiamme rifiuti in diverse zone della città, situazione di grande emergenza per l'immondizia che invade molti quartieri del capoluogo. Marco Gulla. Fiamme e rifiuti, un leitmotiv per Palermo. Diversi sono stati nella notte gli incendi di immondizia nel capoluogo. I roghi sono stati appiccati alla spazzatura rimasta accatastata fuori dai cassonetti in diversi quartieri di Palermo come Borgonuovo, Zisa e Vioreto. Qui siamo allo Zen, le immagini sono sempre le stesse ormai da mesi. Incendi anche in via Messina Marine. La situazione della raccolta resta critica dopo l'emergenza nella discarica di Bellolampo a seguito dell'incendio della Quarta Pasqua. Molti quartieri di Palermo sono invasi dai rifiuti e la raccolta va a rilento. Estate ormai sinonimo anche di emergenza e immondizia a Bellolampo. Operai e anche ditte esterne lavorano giorno e notte per soffocare gli ultimi focolai del vasto incendio che ha colpito la Quarta Vasca. E il sindaco Lagalla ha annunciato che fornirà alla magistratura le immagini del rogo dei giorni scorsi che ha provocato la diossina. Nelle ultime ore le fiamme hanno interessato anche altre parti della Sicilia. A Enna e Vulcano i vigili del fuoco, prima di avere la meglio sulle fiamme, sono stati impegnati a lungo. E caccia all'auto pirata che a Palermo ha travolto un ragazzino di 13 anni mentre stava attraversando la strada. Ad investirlo un'auto che andava a forte velocità che non si è fermata. Immediati soccorsi, il ragazzo ricoverato a Villa Sofia ha diverse fratture ma pare non sia in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Il cantiere abbandonato che sorge di fronte al commissariato di polizia di Gela verrà bonificato dopo quasi 15 anni di degrado. L'ecomostro è diventata una palude, si era trasformato in una vera e propria bomba ecologica. Gerry Italia. L'ecomostro che svetta di fronte al commissariato di polizia di Gela verrà bonificato. Arriva a distanza di quasi 10 anni dall'ultimo intervento l'ordinanza del comune per ripulire e mettere in sicurezza l'area. Il rudere era diventato ormai un pezzo del paesaggio non certo esaltante della via Venezia, la tangenziale gelese. Uno dei tanti scheletri in cemento armato a cui l'occhio fa l'abitudine dopo un po' di tempo, ma ciò che resta del cantiere dal quale sarebbe dovuto sorgere un piccolo centro commerciale si è ormai trasformato in una bomba ecologica.
Un piccolo ritaglio di foresta pluviale, una vera e propria palude nel cuore di via Venezia, a pochi passi dal commissariato di via Calogero Zucchetto. Migliaia di metri quadri ricoperti d'acqua stagnante, in alcuni punti profonda anche metri, nella quale si è sviluppato un vero e proprio ecosistema a sé stante, con animali e parassiti che prosperano al suo interno durante tutto l'anno. Una bomba ecologica sulla quale intervenire con urgenza prima che crei ulteriori danni. Abbiamo intimato all'amministratore giudiziario di intervenire immediatamente per risolvere quei problemi di natura igienico-sanitaria, di rimuovere tutte le erbacce, insomma di bonificare e sanificare tutta quella zona. Chiaramente in 30 giorni i vigili sono chiamati a controllare il rispetto di questa ordinanza, dopodiché se non dovesse intervenire, ma io suppongo che interverrà l'amministratore giudiziario, ci saranno gli atti conseguenziali. Scaduti i 30 giorni previsti dall'ordinanza, sarà il Comune stesso a provvedere addebitando i costi alla ditta. Arrestato a Sant'Agata di Battiati un uomo che per 15 anni ha picchiato e minacciato la madre 78enne. La povera donna è finita in ospedale, l'anziana non aveva mai denunciato il figlio ma aveva informato i carabinieri delle proprie vicissitudini senza mai formalizzare la denuncia per amore materno, ma fino a quando il figlio appunto l'ha invece minacciata anche di morte. Messina fuori dalla crisi economica, ok della Corte dei Conti, al piano di riequilibrio dalla sistemazione delle strade ai nuovi impianti sportivi, il Comune potrà adesso finalmente disporre dei fondi necessari. Francesco Triolo. Si chiude un ciclo, inizia una nuova fase per il Comune di Messina. L'ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio consentirà a Palazzo Zanca adesso di poter agire senza i vincoli del predissesto. Non una roba da poco per un ente che ha potuto operare negli ultimi anni solo ricorrendo ai fondi extra bilancio e senza poter contare sul sostegno dello Stato. Si sono fatte delle scelte anche impopolari, si sono fatte delle scelte nette. Si è fatta una scelta, quella di prendere in mano il piano di riequilibrio e di saperlo gestire. Sicuramente l'abbattimento della massa debitoria, ma non solo l'abbattimento, anche il pagamento della massa debitoria. Il Comune potrà muoversi più liberamente slegando quei vincoli finanziari che finora l'hanno costretto a ricorrere ai fondi extrabilancio per qualunque investimento. Un esempio, Messina potrà tornare a trattare con Cassa Depositi e Prestiti per avere finanziamenti utili a qualsiasi attività, dalla sistemazione degli impianti sportivi alle strade. Gli investimenti non c'è più il rischio di subire questo provvedimento. Io ritengo però che sia arrivato anche il momento che la Giunta Basile pensi anche a ridurre le tasse che sono al massimo. Dico, siamo contenti soprattutto per la città, perché andare in dissesto, dico, sappiamo tutti cosa poteva succedere, oltre già che le tasse sono al massimo, tutto, dico, non si potevano effettuare altri, diciamo, tutti i vari appalti, tutte le cose che stanno portando avanti la città. Ad aiutare il Comune a venire fuori più rapidamente dal dissesto, a questo punto con il piano di riequilibrio, arriveranno 36 milioni di euro della seconda tranche di aiuti che lo Stato riserva con un fondo di rotazione tarato sulla popolazione residente ai comuni che vogliono rientrare dal debito. Secondo l'ultima fotografia presentata alla Corte dei Conti, quella del 30 giugno, la massa debitoria censita, compresa quella potenziale, è scesa a 74 milioni di euro, partendo dai 550 milioni che Cateno De Luca annunciò nel 2019, forse anche per forzare la mano, come poi ammise con i creditori. Considerata la forte riduzione della massa debitoria, l'obiettivo di Basile è adesso quello di chiudere la procedura entro la fine del suo mandato. Secondo il sindaco, i presupposti per farlo ci sono tutti. SOSsanitaSiciliana.it è il nome del sito internet che da questa settimana entrerà in attività per raccogliere le testimonianze e le lamentele dei siciliani per i tanti disservizi che costellano il sistema sanitario regionale sull'orlo del collasso. L'iniziativa è dei deputati del Movimento 5 Stelle. All'ARS la ormai patologica carenza di medici si traduce infatti in attese infinite nei pronto soccorso, liste di attesa lunghissime per visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali e disservizi e disagi in corsia.
La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto una evasione totale da parte di un call center del territorio di Paternò, nei confronti del quale ha accertato una omessa dichiarazione di oltre 12 milioni di euro, che avrebbe consentito un'evasione di imposte dirette per 4 milioni e mezzo di euro, di IVA per 1 milione e mezzo di euro e di IRAP per 650 mila euro. È stato chiesto il sequestro di beni per 7 milioni di euro. E adesso una breve pausa. A tra poco. Rieccoci in studio, siamo agli spettacoli. Torna in Sicilia Max Gazzè, nella sua Sicilia, a Piazza Stenditorio a Castellammare del Golfo, la prima tappa della tournée estiva del cantautore. Con lui sul palco l'orchestra jazz siciliana. Laura Spanò. A rovinare tutto, l'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente, è il più comodo rimedio. È partita da Castellammare del Golfo la tournée del cantautore Max Gazzè, accompagnato per l'occasione dall'orchestra jazz siciliana. A Piazzale Stenditoio ieri sera il cantautore ha presentato il nuovo progetto Musiche Loci, spaziando dall'elettronica al sinfonico, dal synth pop al prog e al rock, e in particolare al jazz, e questo grazie all'orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Domenico Rena. Elogi è la ricercata commistione tra i brani di Gazzè e le sonorità e le eccellenze delle varie regioni e dei vari luoghi che ospiteranno il suo tour estivo. 3 di queste tappe toccheranno sia la parte orientale che occidentale dell'isola, posti meravigliosi e suggestivi per il cantautore che fanno parte della sua infanzia. I genitori infatti sono siciliani. Breve pausa e poi le ultime sul fronte del calciomercato. Ed eccoci alla pagina dedicata al calcio. Parliamo del ritiro del Palermo, la cui squadra fatica in attesa dell'esordio stagionale. Per quanto riguarda gli acquisti è stato preso anche il giovane attaccante Diego Valencia. Marco Gullà. Se il Palermo continua a faticare a Pinzolo, in attesa dell'inizio della stagione ufficiale, la dirigenza rosanero prova ad alzare il livello di qualità della rosa. È chiusa la trattativa per Diego Valencia. Il giocatore ha già lasciato il ritiro della Salernitana e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche. È probabile che l'attaccante arrivi già a Pinzolo, ma il percorso per formalizzare l'accordo è lungo e quindi l'ufficialità potrebbe arrivare dopo il 4 agosto. L'arrivo di Valencia aggiunge un tassello all'attacco. Il cileno è un under, quindi non occupa un posto nella lista principale e può giocare sia da prima punta che da esterno. Il suo arrivo comunque non esclude l'ingaggio di un altro esterno offensivo che potrebbe essere Rigoberto Rivas della Regina. Il Palermo è concentrato anche a rinforzare centrocampo e difesa. Prossimamente dovrebbero arrivare novità sul caso Regina, quindi potrebbe sbloccarsi l'arrivo di Gianluca Di Chiara. Per la faccia sinistra della difesa l'altra opzione è Nicolò Corrado, ma la Ternana vuole continuare a puntare su di lui e chiede tanto per il trasferimento. Intanto, dopo l'infortunio, il Palermo ritrova Francesco Di Mariano. Sto bene, sto recuperando e semplicemente stiamo gestendo i carichi per evitare ricadute, quindi il mio recupero sta procedendo alla grande. Sto lavorando per cercare di essere pronto a disposizione per la partita di Coppa Italia. Coppa Italia che sarà il 12 agosto, rosanero di scena a Cagliari. Prima di definire gli ultimi colpi di mercato, il Catania presenta sui suoi canali social la prima maglia della stagione 2023-24. Il Messina intanto punta ad almeno 4 profili per rendere competitivo l'organico. Marco Carli. La nuova maglia ha strisce rosso-azzurre d'ordinanza ma più strette.
e i simboli di Catania dall'Elefante al Mare fino allo stadio con le nuove poltroncine rosso-azzurre e poi sulla metro con Rapisar da testimonial. Il club di Pelligra presenta la sua nuova prima maglia direttamente sui social ed è un richiamo per il pubblico. Prima di desiderarla, immaginala con noi, si legge. Sarà la divisa della squadra che è tornata fra i professionisti e che è pronta a finire sulle spalle anche dei nuovi acquisti che arriveranno. Mentre la squadra continua a lavorare a Zafferana, il DS Laneri si concentra sul mercato. Sono 4 le pedine decisive, il portiere, 2 difensori centrali e l'attaccante. Il resto, l'attaccante esterno giovane e forse un altro centrocampista, verrà dopo. Per l'estremo difensore sono tanti nomi seguiti, da Dini a De Lucia, da Furlan a Livieri. A breve si scioglieranno le riserve. Il mercato DC è complicato anche dalla questione ricorsi. Con tante squadre in ballo, l'essere più o meno ammessi ad un campionato piuttosto che ad un altro può definire i destini di alcuni giocatori che potrebbero essere liberati. Ecco perché il Catania aspetta, ma non lo farà all'infinito. Portiere, attaccante con Di Carmine fra i nomi seguiti dovrebbero essere definiti nelle prossime ore. In difesa la trattativa per Quaini è ferma, il Catania ha fatto un'offerta da cui non deroga, il Fiorenzuola aspetta un altro passo che a questo punto non si sa se arriverà. Dal Catania al Messina, preso l'esterno sinistro di difesa il giovane Lorenzo Tropea in prestito dall'Empoli. Mancano almeno un difensore centrale, 2 centrocampisti e un attaccante. Toncarà, ex Avellino, valuta l'offerta dei messinesi che chiederanno di cominciare in trasferta il campionato. Va rifatto il prato del San Filippo, soprattutto per garantire il drenaggio, e non si poteva intervenire fino agli ultimi concerti che si sono svolti allo stadio nel mese di luglio. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.